approfitto di questa giornata di sole o di queste poche ore di sole in mezzo a giornate piovose e alla temperatura favorevole per fare un po' di prove, cioè provo il setup da camminata in montagna di Saleva che vi mostrerò dopo, ma anche l'utilizzo della e-bike, in questo caso la Turbo Creo, per trasferimenti pre-camminata. Quindi con la Turbo Creo in questo piccolo pezzo a mano, perché un po' troppo sconnesso, faccio un breve trasferimento fino a un attacco di una salita che vorrei fare a piedi. Voglio capire se usare un e-bike mi possa piacere di più come trasferimento pre-camminata, per non arrivare stanco partendo appunto camminando da casa o partendo in macchina quando ogni tanto non serve, e anzi arrivare caldo il giusto per iniziare subito una camminata in salita. Adesso vado di qua, rimonto in sella e vediamo di arrivare alla salita. A few moments later. Sono arrivato sulla mitica salita di Arupa Kupa. Mi tolgo un po' di roba, che tanto adesso cammino e mi basta essere più leggero. Allora, il guscio di Saleva, mi tengo la pettorina della GoPro e questo senza maniche che in caso tolgo dopo. Approfitto per provare questo lucchettone che mi ha mandato Via Velò, perché lascerò la Turbo Creo legata a questo albero, faccio la salita e torno a riprenderla, sempre se la ritrovo. No dai, comunque lucchettone Via Velò ha la sua chiave e faccio semplicemente così. Ok, via da qua non va. Quindi, come dicevo, si va per una camminata, così facciamo anche cose diverse fra bici in mountain bike d'inverno all'esterno e indoor con Zwift. Camminatina, si va su per Arupa Kupa. Got the bike secured, Via Velò, avanti. Allora, ho cominciato a salire, quindi mi prendo un attimo per spiegarvi il perché di questa cosa. Allora, come dicevo, sicuramente d'inverno, a parte il pedalare in mountain bike, che secondo me è una figata, anche se ogni tanto fa un po' freddo, ma vabbè, secondo me si può resistere e non sono uno propriamente scaldinoso che non soffre il freddo, Comunque d'inverno bella la mountain bike, uso Zwift, mi piace, pedalo con la bici da strada anche indoor, però diciamo che stare all'aria aperta è un'altra cosa. Infatti buttiamo dentro, oltre a quello che ho detto fino adesso, agli allenamenti di forza e tutto il resto, anche un po' di camminata in montagna, visto che adesso in montagna non si può andare. Camminata sul Carso. Questa uscita vuole essere anche
un test sul campo dei pantaloni Saleva, del guscio che è sostanzialmente un antipioggia, un antivento per quando si viene sorpresi dal brutto tempo a piedi, e di questa giacca diciamo invernale, una specie di giacchetta felpata sempre Saleva. Adesso sono partito con anche il senza maniche piumino e ho decisamente caldo, infatti sono tentato di toglierlo, però per i tratti in ombra come qua più avanti secondo me ci starà, quindi resto con questo assetto qui. Ho scelto Rupa Kupa, questa salita che di solito faccio in mountain bike, l'avete vista 100 volte nei video. Volevo vedere anche come fosse messa dopo le piogge, e a parte questi pezzi qui con le foglie tutto bagnato, è ancora più scavata del solito. Qui questo è uno dei pezzi più facili e non è per niente male, ma prima tutto l'inizio non è detto che non venga a provarla lo stesso in mountain bike, Comunque appena fatto il terzo tornante in 6 minuti sono venuto su anche veloce per essere a piedi, e adesso praticamente mi aspetta tutto dritto lungo il costone. Allora, qui dove c'è il bivio io di solito andrei dritto, poi il giro classico mio è a destra, single track in discesa, arrivi sull'asfalto e decidi cosa fare. Oggi voglio provare ad andare di qua, quindi passo dal sentiero 72 a Rupa Kupa al 78. Dovrebbe esserci una cima con un piccolo monumento, qualcosa qua sopra, però non ci sono mai stato, quindi oggi è l'occasione perfetta. Ciao, buongiorno. Che bello! In tante volte che sono passato qua sotto non ero mai stato qua sopra, veramente bello, tanta roba.
come dico sempre, camminato abbiamo camminato, pedalato abbiamo pedalato prima e pedaleremo dopo, mangiato non abbiamo mangiato perché non ho fame, non mi serviva, dronato abbiamo dronato, adesso si rientra. Torno da dove sono arrivato. Tutto il rientro dal sentiero 78 fino qua alla salita di Arupakupa me la sono fatta tutta di corsa, così mi sono riscaldato un po', alzato un po' i battiti. Adesso mi aspetta l'ultimo pezzetto di discesa. Figo anche correre trail, mi manca un po'. Come faccio sempre quando sono in bici, questo mi sembra il momento più adatto per ricordarvi di iscrivervi al canale con il tasto qui sotto, lasciare un like e se volete scrivermi qualcosa, un commento, mi farebbe piacere. Un appunto per la prossima volta: stringere gli spallacci dello zaino. E siamo arrivati. Eccoci. Attenzione, c'è anche una turbocreo. Slucchettata la turbocreo, figata, lo userò sicuramente. Neanche a farlo apposta, adesso sono passati dei trail runner, quindi vuol dire che era il posto giusto per fare un po' di corsa trail. Adesso rientro nella mia dimensione solita, torno alla bici. Dai, inizio il rientro. Non male questo binomio bici elettrica, camminata barra camminata veloce, corsetta. Figo, al momento per me la dimensione delle bike è questa cosa qua, cioè trasferimenti per fare un'altra attività e arrivare senza stancarsi, senza usare la macchina o comunque senza dover vestirsi la bici o appunto far fatica, come dicevo prima. Poi avendo per le mani una mountain bike elettrica, anche la componente divertimento sia in salita che in discesa, per fare magari degli scarichi un po' meno noiosi rispetto a farli su Zwift, quella cosa là ne gioverà, diciamo. Comunque sono molto contento di questa uscita, figata sia la roba di Saleva, pantaloni, maglioncino, diciamo giacchetto e guscio. Forse il guscio era anche troppo per oggi, infatti adesso l'ho lasciato nello zaino per il rientro, oppure potevo provare la combo togliendo il piumino e lo smanicato
e tenendo solo il giacchetto saleva e il guscio saleva. Vediamo, sono tutte prove da fare e quella di oggi era l'uscita giusta per fare queste prove qua. Al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e qualche commento se avete qualcosa da chiedere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!